Gioielli altrettanto belli, ma questa volta destinati al piacere degli occhi, si creano in un antico laboratorio artigiano di Oristano, proprio nel cuore della città. Qui, padre e figlio lavorano attentamente in perfetta sintonia. Immersi nei propri pensieri, sembrano non accorgersi del passare del tempo, di quel tempo che ha portato le più antiche tradizioni orafe di Sardegna fino ai giorni nostri. Giovanni, animato da una inesauribile passione, ha dedicato a ciò la sua vita e prima di lui, già a inizio Ottocento, i suoi antenati argentieri di Gavui, un paesino della Barbagia. Perfino le due zie, Suannicca e Annesa, che lavoravano insieme al padre e al nonno di Giovanni, furono le prime orafe in Sardegna. Un tempo, infatti, proprio alle donne era affidata la lavorazione della filigrana. Io sono nato, casa bottega era tutt'uno, quindi non ricordo il giorno da cui ho iniziato. Forse ci si nasce e ci si muore in questa attività, perché è un'attività che una persona, diciamo, ha a cuore. Ormai la filigrana è tutto un segrituccio di bottega, ognuno usa la sua saldatura perché si salda dei fili, quindi la saldatura più delicata è e più i risultati vengono alla luce. Abbiamo diverse tipologie di gioielli, la Sardegna è molto ricca, perché i gioielli ci sono il sacro, ci sono gli amuleti, ci sono i gioielli d'uso e i gioielli d'ornamento. Gli amuleti sono oggetti assai bizzarri, realizzati inserendo nei monili ogni genere di cose a formare cinte o collane destinate a donne e bambini. Conchiglie, denti di cinghiale, pietre dure, sottili fili di tessuto. Le misteriose vie della fantasia popolare sono sempre state infinite. Oggi Pierluigi sta realizzando un cameo in corniola sarda incisa con un viso di guerriero. Le preziose realizzazioni di Giovanni e Pierluigi sono esposte in tutto il mondo e un loro rosario fu perfino donato dalla comunità di Oristano a Giovanni Paolo II in visita pastorale nel 1985.